Cari amici, benvenuti al nostro appuntamento con il Buon Samaritano. Una nuova tappa su questa strada che vogliamo percorrere insieme all'esperienza di Lucia Schiavinato. Nella volta precedente abbiamo colto l'atteggiamento fondamentale che scaturisce dal cuore del Samaritano e si riflette nel suo modo di vedere, la compassione. Eppure potremmo dire che anche la compassione non basta se si riduce solamente ad un fremito del cuore. Viviamo infatti in tempi di facili emozioni, dove tante volte tutto sembra durare il tempo di una forte emozione, per poi dimenticarla ed essere presi da altre emozioni. Invece il Vangelo ci dice che quel samaritano, grazie a quello sguardo di profonda compassione, opera una decisione, quella di farsi vicino. Il farsi vicino implica un coinvolgimento, una presenza, una capacità di stare accanto in modo puntuale, concreto, nella vita di chi soffre, di chi attraversa un momento difficile. Saper farsi vicino è una grande sorgente di consolazione per chi sta attraversando il tempo del dolore e della prova. La sola presenza, la sola vicinanza è consolante. Infatti, consolare dice proprio questa capacità di stare con chi è solo. Consolo vuol dire sto con chi è solo. Madre Teresa di Calcutta ricordava il valore di questa consolazione data da una presenza buona, amica, fedele, anche silenziosa. Lo ricordava alle sue suore, soprattutto a quelle che si lamentavano perché secondo loro c'era poco senso nel dare tanto tempo a raccogliere dei moribondi che di lì a poco sarebbero morti. Cosa cambiava? Cosa succedeva? Perché un tempo in qualche modo così perso? La madre rispondeva: basta esserci. Che cosa ha fatto la Santa Vergine? Che cosa ha fatto San Giovanni accanto alla croce di Gesù? C'erano. Nel Samaritano si fa trasparente allora l'agire di un Dio che si fa vicino a noi. Dio è colui che si fa avanti nella nostra storia di gioie e di dolori. La sua è una vicinanza che dice volontà di coinvolgimento. Non è una vicinanza casuale o subita, è un voler farsi vicino. Già secoli prima di Cristo il popolo di Israele, che si confrontava con altre esperienze religiose di altri popoli, poteva esclamare: ma quale nazione ha un Dio così vicino? Ogni credente, ogni comunità cristiana, facendosi vicina a chi soffre, prolunga la vicinanza di Gesù. Ciò che nel Vangelo può sconcertare taluni è proprio la volontà di Gesù di farsi vicino a qualunque fragilità umana, fisica, morale, spirituale. Sono avvicinati da Gesù i lebbrosi, i bambini, le donne, le prostitute, i ladri, i pubblicani. Sembra non esserci infermità, fragilità umana che Gesù non abbia avvicinato. Maria di Nazareth è un'immagine di questa vicinanza di Dio. Veramente potremmo dire che il figlio è tutto sua madre e sua madre è tutta suo figlio.
Ma nel volto di Maria, nella vicinanza di Maria, noi vediamo l'immagine della Chiesa, chiamata a farsi vicina. Dopo il concepimento di Gesù nel villaggio di Nazareth, la prima decisione di Maria è quella di farsi vicina ad una persona che stava attraversando un momento di fragilità. La cugina Elisabetta, in attesa di un figlio, una donna che stava vivendo il tempo della gravidanza in un'età avanzata e quindi una gravidanza a rischio, potremmo dire, bisognosa di cura, di attenzione. E Maria si fa vicina. Per 3 mesi sta vicina alla cugina Elisabetta. Così pure all'inizio della missione pubblica di Gesù, noi vediamo Maria a Cana di Galilea vicina al disagio di una giovane coppia che rischia di veder rovinata la loro festa di nozze per mancanza di vino. Una vicinanza questa che sembra di secondaria importanza, ma la vicinanza dell'amore si manifesta anche nell'attenzione ai piccoli problemi, e i quali però possono essere grandi per chi li vive. La vicinanza nei dettagli della vita di una persona. La vicinanza di Maria poi si fa unica e preziosissima sul Calvario, quando stava accanto alla croce di Gesù. E se Gesù sceglie quel momento per donarci Maria come madre, ciò significa che ogni nostro dolore e prova è il luogo in cui sentiamo vicina Maria. C'è la certezza di una vicinanza di Maria. Gesù ce l'ha lasciata lì sul Calvario e su ogni Calvario noi incontriamo Maria. E allora se questo è vero per Maria, è vero per la Chiesa. Su ogni Calvario la Chiesa dovrebbe essere capace di farsi vicina, quella Chiesa che siamo ciascuno di noi. Lucia Schiavinato veniva chiamata Mamma Lucia. Questo titolo così affettuoso nasceva proprio dalla percezione che accanto a chi stava soffrendo non c'era solamente un assistente sociale, una persona capace di svolgere un compito di assistenza. C'era un cuore di mamma, c'era una vicinanza buona. Ascoltiamo la testimonianza di Marcella. Marcella è un ospite del piccolo rifugio di San Donà di Piave. Ricordava ciò che aveva vissuto nei primi tempi, quando ancora ragazzina era arrivata al rifugio. Racconta Marcella, io sentivo la ribellione della mia infermità. Volevo essere come tutte le mie coetanee, volevo uscire, andare a divertirmi con loro, ma le mie condizioni non lo permettevano. Allora si impossessò di me uno spaventoso mutismo che durò molto tempo. Non volevo manifestare a nessuno il mio dolore. Solo quando potevo, nelle ore in cui non c'erano persone in chiesa, andavo davanti all'Eucaristia, senza dire una preghiera o una parola, e mi sfogavo piangendo. Un giorno, mentre stavo così, racconta Marcella, entrò mamma Lucia. S'accorse che piangevo, si avvicinò e mi chiese: «Cos'hai che piangi, bambina mia?» Il mio pianto si fece ancora più forte e disperato. Poi il mio cuore si aprì alla confidenza e sfogai così tutta la mia amarezza. Piano piano entrò in me un po' di serenità. Da allora mamma Lucia mi teneva sempre più vicina a sé. Cercava in tutti i modi di farmi capire che potevo fare della mia infermità un dono al Signore. Spesso mi portava davanti all'Eucaristia, mi parlava della grandezza, della bellezza, della bontà e dell'amore di Dio, fatto uomo e pane per tutti.
Verrebbe quasi da dire che Lucia capiva, non basta che l'Eucaristia sia vicina a un malato, se tu non ti fai Eucaristia per quel malato, se tu non ti fai vicino a quel malato. E sappiamo bene come l'Eucaristia era la forza misteriosa di Lucia, che la rendeva capace di farsi vicina ad ogni situazione di dolore e di sofferenza. Questa capacità che Lucia aveva di farsi accanto alle sofferenze umane si allargò alle tantissime realtà di fragilità, dalla disabilità fisica a quella che veniva dalla prostituzione o dalla fragilità di chi viveva la solitudine di ragazza madre. Negli ultimi anni della sua vita la vicinanza di Lucia si fece prossimità coi malati di lebbra in Brasile. Fino alla fine della sua vita Lucia avvertiva l'urgenza di questa vicinanza e spronava le sue volontarie a farsi vicine. Mie carissime, diceva e scriveva, vi sono milioni di nostri fratelli che stanno soffrendo i soprusi più inauditi, da una parte torture, persecuzioni, fratelli uccisi per strada, nella guerra, tormentati nello spirito e nella carne, nelle prigioni trattati nel modo più inumano, fratelli moribondi nei campi di battaglia, sotto le macerie di terremoti, lo sbandamento e la diseducazione dei giovani, dei minori abbandonati a se stessi. Vi sono però situazioni in cui la presenza, la vicinanza riveste una forza tutta speciale ed è la vicinanza accanto a chi sta per morire. E viviamo un tempo, il nostro tempo di pandemia, che ci fa avvertire quale dolore immenso possa nascere nel vedere, nel sapere che tante persone hanno vissuto l'ultimo tempo della loro vita in una grande solitudine. Certo, la vicinanza di operatori sanitari ha supplito, però rimane il vuoto della vicinanza di una persona cara, di una persona amica, di un familiare, di chi ti tiene la mano. Potremmo dire che questa esperienza dovrebbe risvegliare in noi, quando questo tempo difficile sarà passato, dovrebbe risvegliare in noi la consapevolezza di quanto sia importante l'accompagnamento di una persona negli ultimi istanti della propria vita. I vescovi tedeschi anni fa scrivevano: la presenza del Signore può rendersi visibile quando noi stiamo a fianco a chi è malato, a chi andiamo a visitare nel tempo ultimo della vita. È il Signore stesso che si fa vicino attraverso la nostra visita. San Camillo dell'Ellis, raccontano i suoi testimoni della sua azione in mezzo agli ammalati. San Camillo dell'Ellis dicevano: bastava che arrivasse perché tutto l'ambiente si rischiarasse. Era sufficiente la sua presenza, la sua vicinanza. Anche i più disperati avevano la sensazione che con il suo arrivo arrivasse un angelo. Vorrei concludere con alcuni versi di una poesia preghiera di padre Davide Maria Turoldo. È una preghiera che invoca la vicinanza di Dio. Siamo certi che Dio si fa vicino a noi, eppure abbiamo bisogno di ricordare al Signore le situazioni in cui avvertiamo la necessità che la sua visita possa veramente colmare le nostre sofferenze. Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo, e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni sempre, Signore.